Buonasera amici a casa, eccomi qua. Buon giovedì. 34880 40 254, il numero per i messaggi, fotografie, saluti e soprattutto richieste, proprio come hanno fatto i nostri amici a casa nelle puntate precedenti. Stasera sono praticamente tutte vostre richieste, avete fatto voi la scaletta. Partiamo subito ricordandovi che siamo in diretta, mi raccomando fatevi sentire amici a casa. Ringraziamo Paola per aver mandato questo messaggio, grazie, ciao, per la bella musica italiana, mi piacerebbe sentire, vabbè, un capolavoro ragazzi, Io che amo solo te. Paola, tutta per te questa canzone. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Dedicatissima Paola. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Iniziamo Casa Peiretti con una poesia questa sera, una poesia in musica. Voglio sentire tutti voi a casa, tutti, ma davvero tutti, tutti, tutti. Io ho avuto solo te e non ti perderò, per cercare nuove illusioni. Non vi sento. Dai, tocca a voi, dai, forza, insieme a me. Così. E si perde per le strade del mondo. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Che inizio ragazzi, che inizio! Che bello stare qui, siete pronti a invadere Casa Peiretti con i vostri cellulari, mi raccomando, 34880 40 254. Abbiamo un'altra richiesta regia, vai qua dietro, la voglio leggere. Ciao Casa Peiretti, mi piacerebbe ascoltare impressioni di settembre della PFM, grazie Giovanni pensionato, che fortuna di Chivasso. Contento Giovanni che hai scritto, goditi la pensione e adesso goditi la tua richiesta e io faccio entrare Amedeo Agrillo. Ciao Amedeo, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Sei pronto? Ciao. Sei Sì, pronto a cantare per il nostro amico Giovanni di Chivasso, impressioni di settembre per voi.
gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna o forse no. E sveglia, mi guarda, non so. C'ha l'odore della terra, odore di grano. Sale adagio verso me. È la vita nel mio petto, batti piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno ancora più in là, sembra quasi un mare l'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va. Ho quasi paura che si perda. Amedeo Grillo, buonasera, benvenuto. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Dedichiamo questo brano al nostro Giovanni, grazie Giovanni. Un cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole dalla nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà. Amedeo Grillo con impressioni di settembre, che suoni questo brano, che bei suoni che ha all'interno. È Comunque molto anche... melodico perché dalla sua professione rock, però va benissimo, è bellissimo. È uno dei pezzi più famosi, se non il pezzo più PF. famoso della PFM. Senti Amedeo, io ho bisogno che mi dai una mano, però ho proprio bisogno di te, perché ti spiego, sai che l'altro giorno che c'è sempre un qua, problema, tieni sempre un problema tu. esatto, eri qua, abbiamo parlato un po' di sta ragazza. Allora, questa ragazza che ho conosciuto si chiama Carmela, no? E io questa sera in diretta le voglio mandare un messaggio, ma visto che Carmela è proprio napoletana, cioè è proprio la classica napoletana con due occhi così, e io volevo... Occhi? Sì, con due occhi bellissimi. Io voglio scrivere un messaggio napoletano, quindi tu devi aiutarmi a fare questa cosa, va bene? Amici a casa, vediamo se Carmela risponde. Allora, io ti dico cosa, tu aiutami, io devo scrivere in napoletano. Allora, Sì. cara Carmela, Vabbè, uguale, cara Carmela. Cara Carmela va bene. non cambia, cara Carmela. Da quando ti ho vista non penso che a te. Vai. Quando t'ha già visto? Quando tagge come arma di taggia. Come arma di taggia. Quando t'ha visto, ok, vai. Non penso che a te. Nu, penso che a te. Ok, che a te quindi va quando buono. ci ha già visto non penso che a te. E poi voglio ancora scrivere una cosa. I tuoi occhi sono fanali nel buio. Oh, vai. L'occhio tuo. Walk vuoi? L'occhio tuo. Cos'è walk? L'occhio. È cinese questo. No, questo è napoletano. No, L'occhio tuo. walk tuoi. No, sono fanali nel buio?
Sono luci tuoi, sono due luci in due scure. So due luci senza lei, Due scure. con la S per un tu school, perché Due scure. non ti sbagliare, no, due ci scure. mancherebbe, non voglio ok, va bene. No, se non torna a Carmelo. Ok, la mia mente si è persa. Oh, vai, ci C'è siamo. persa la capa. Che cosa? A capa. A cap. Oggi persa capa da quel giorno che ti ho vista al macellaio. Da che giorno che l'hai vista da due gianchire. No, aspetta. Da quel giorno che ti ho visto. A che giorno? Da Kill Yorn, sì, ok, poi Che t'ha già vista. di nuovo Tag, niente, salutiamo gli amici di Liguri. Tag vista? Lì da due gianchire. Il macellaio, da noi si chiama gianchire. O ghianghere. Ghianghere. Ok, va bene, ci siamo. Che tra un capocollo e una salsiccia. Ma so. No, che tra un capocollo e una salsiccia come... Ma voglio fare un bel messaggio. È la stessa uguale, dai, hanno capocollo e una salsiccia. Mi sono innamorato di te. Sono innamorato di te. Sono innamorato e te. Ok. Ti posso invitare a cena? Tac, dai, che stavolta la conquisto, vai. Come si dice? Ti posso invitare a cena? Dipende se la fai fuori o dentro. Casa mia. Ti porta a casa mia a mangiare. Allora, non è molto romantico. Non è romantico, però dalla casa. A mangiare. E te dici quella cena, ma quella cena? Va bene. Ti porta a casa mia. A casa mia a mangiare con 3G. Metto 3G a mangiare. E tu me lo chiedi in napoletano o dici in napoletano? Invio. Vediamo un po' se risponde Carmela. Carmela, due occhi stupendi. Io non garantisco, però non mi responsabile. Fabrizio, vediamo cosa succede se Carmela risponde. Ma dirò di più, io me ne vado. No, grazie. Ok, tanto abbiamo un'altra richiesta. Vai Fabri, fammi vedere. Magari risponde, che ne sappiamo. Ciao Enrico. Com'era già il macellaio? Vabbè. Ciao Enrico, sono Giulia, ho 9 anni e vorrei dedicare una canzone ai miei genitori, Elisabetta e Luigi. La canzone è L'ultimo bicchiere degli 8 totè. Grazie, un bacio a tutti voi. Ciao. Un brano che non so da quanto tempo non faccio questa canzone, me l'hai fatta ricordare ieri sera e mia cara Giulia, sono proprio contento di eseguirla qui per te. In bocca al lupo, 9 anni, sei una bimba, che bello. Dentro il buio del locale, musica che è sempre uguale, luci basse che mi danno un po' fastidio, quelle gambe un po' intriganti, con le calze trasparenti, qui si fanno tutte belle ma chissà per chi, forse io dovrei andare, quasi l'ora di dormire. Se mi guarda ancora un po' mi sa che vado lì. Sì, ma tanto cosa dico? Hai un ragazzo o un marito? Studio, fai un lavoro interessante, unico. Io non voglio più sprecare una parola, perché il gioco proprio non lo reggo più. Cose della serie, tu sei qui da sola, sono anni che mi urtano, mi rovinano da troppo tempo. L'ultimo bicchiere me ne andrò, che non se ne può più di tutte queste storie finte che si basano sui film, ma non ti danno mai qualcosa più di un freddo vuoto. Quante storie vere, lui che le offrirà da bere, come se non si capisse che intenzioni ha, forse non per amicizia e neanche con dolcezza, ma poi le dirà tu che cos'hai capito. Io non voglio più sprecare una parola, perché il gioco proprio non lo reggo più. Cose della serie, tu sei qui da sola, sono anni che mi urtano, mi rovinano
finte che si basano sui film, ma non ti danno mai qualcosa più di un freddo vuoto. Poi dai Giulia! Di tutte queste storie finte che si basano sui film, ma non ti danno mai qualcosa più di un freddo vuoto. Max Pezzali, l'ultimo bicchiere a grande richiesta. Regia, tardiamo un pochettino la sigla perché voglio ancora fare entrare Amedeo e una richiesta dietro di me. Dai, voglio ancora cantare un brano in questo tempo perché hanno richiesto questa canzone qui, quindi a casa la sanno tutti di sicuro. E andiamo a cantare un brano di Adriano Celentano. Vediamo un po'. Cosa ho detto, la sigla? No! Ho detto sigla? No, scusami, tardiamo un po' la pubblicità, perdonami. Oggi sbagliato. È l'emozione di Carmela stasera, c'ho Carmela in testa. Ciao, mi chiamo Anna Chiara, vi seguo sempre, siete bravissimi, volevo chiederti di cantarmi L'emozione non ha voce. Anna Chiara, tutta per te. Io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce e mi manca un po' il respiro. Se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quello che sono, disonesto ma lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai. Io lo so, mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. So che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Fra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai. Vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tutti a casa! Serenamente ed è importante, questo sai, per sentirci pienamente noi.
Alla voce per voi Amedeo Grillo. Noi ci fermiamo soltanto 3 minuti e mezzo e vi posso dire solo una cosa, che Carmela ha risposto. Ma va. E scopriremo cosa ha risposto dopo la pubblicità. Ha risposto. Che a me, io non c'entro. Io non c'entro. Guaglione ha risposto. Pubblicità. Io ho fatto da interprete. Pubblicità. Bentornati in questa seconda parte di Casa Peretti. Ricordo che siamo in diretta, sono le 20:28, 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi che andremo a leggere tra un po', rigorosamente, mi raccomando, in diretta, credeteci amici a casa. Non so più cosa fare per dimostrarlo, ma non devo più dimostrare niente. Guardate un po' alle mie spalle perché c'è una richiesta bellissima: viva Casa Peretti. Beh, viva Casa Peretti già mi piace. Posso richiedere una canzone di Biagio Antonacci? Certo, da dedicare a mia moglie Silvia. Ciao amici, grazie, da Giovanni, da Alessandria, quindi dedicatissima a Silvia da parte di Giovanni, una canzone che fa Non vivo più senza te, più dedicata di così. Eccola qui, siete pronti amici a casa? Salutiamo tutta Alessandria. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo tempo dentro me. Non vivo più senza te, anche se una signora per bene ignora le mie lacrime. E le mie mani va su, la mia bocca, la sua bocca punta sempre più a sud. La mia testa fa no signora no. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no, non vivo più senza te, anche se tanti papaveri rossi come sangue inebriano. Non vivo più senza te, anche se la luce cala puntuale sulla vecchia torre a mare. Sarà che il vino cala forte più veloce del sole, sarà che il sonno è come un dolce che non riesce a evitare, sarà che ballano sta pizzica, no signora no, mi piaci. No signora no, mi piaci. No signora no, ti prego. No signora no. Dedicatissima. Perché le mode, i tempi galoppano tra i vortici e i sogni pettinandosi ritarderanno un po'. Mi piaci, ti prego. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento ho fatto un giro dentro me. Non vivo più senza te, anche se la solitudine nera e non è sera, la solitudine sporca e ti divora, la solitudine è un suono che si sente senza te. Ciao ciao ciao, Amedeo venga, adesso devi spiegarmi Amedeo una cosa fondamentale, no? Perché adesso lei mi ha scritto, aspetta che Carmela mi ha scritto. Ma va, eccola qua. No, volevo dirti che è venuta bene, mi è piaciuta. Sì, assolutamente, bellissimo. Sono contento. Devo rispondere a ciao. Mi ha risposto Carmela, mi ha scritto sorprendimi.
Devo sorprenderla, Chi è che quindi la canta sta dove vai? canzone? Vai pure in bagno se vuoi. Se vuoi andare in bagno vai. Sorprendimi, Sorprendimi, canta gli stadio. No, ma è Carmela che mi aspetta, sorprende. Quindi devi dirmi, adesso lei verrà a cena da me, devi darmi due piatti tipici napoletani che io posso che cucinare. uno dal nome Carmela si può mangiare. Che se può mangiare. Che se può mangiare. Una Carmela ruspante mangia sicuramente il Ruspante. spaghetto col soffritto. Ruspante, c'è una carne ruspante, cos'è? Un Cioè, vuol pollo, dire- un no. pollo ruspante, una Carmela è una persona, non un pollo, vabbè, ok, ripeti. Spaghetti col soffritto, per farti capire più una ragazza un po' più così. Cioè, ma tosta. scusami, io devo far venire a casa mia una ragazza che la vuoi far mangiare, che poi non è molto carina, è molto carina. ho capito. E cosa le faccio? Già soffritto di aglio e cipolla? Qualcosa del genere, esatto. Ma poi l'alito? Nell'interiore di mangiare, Vabbè. roba molto buona, non ti preoccupare. Come primo spaghetti con soffritto e il secondo devo stupirla. Essendo meridionale napoletana, una bella parmigiana e mulignana. Parmigiana E mulignana. Se viene anche siamo in tre, se viene anche il proprietario del mulino, No, il mugnaio, no. Melanzane. Melanzane. Ah, parmigiane. Melanzano Ma tu mi dici, io già fai convincere a Carmela, giusto? Carmela, parmigiana e mulignata piace? Aspetta, parmigiana con E mulignana. un mulignano. Con spaghetto col soffritto. E poi, Ale! Ah! Allora, un bello babà col rum e stai a posto. Va bene, allora il menù è fatto, Carmela. Adesso però andiamo a cantare una bellissima canzone. Il titolo è Lady Laura, la cantava Roberto Carlos, è una mia richiesta che mi piace tanto questa canzone. Questa la vuol Ascoltate far lui. bene perché è una bella canzone. non abbiamo bellissima. il testo, nel senso, però ascoltate le parole, perché è una storia, ripeti un po' che mi hai raccontata prima. Di quando lui era bambino e si ricorda ancora quando è cresciuto un pochettino della sua tata che lo ha cresciuto, che per tanto tempo non ci sono più visti. Posso salutare anche la mia tata che ci ascolto tutte le sere. Ciao, un bacio. Eccola qua. No, dedicata a tutte le tate poi in effetti, dai. Io vorrei una volta ogni tanto tornare bambino e ogni tanto gridare che ho molto bisogno di te. Fammi prendere in braccio e sentire una vecchia canzone, come un principe senza paura che somiglia a me. E vorrei la tua voce che dice coraggio pulcino, avrai tutte le cose, i tesori e gli amori che vuoi. Quante cose e gli amori che ci hanno divisi, e alla fine la vita ritorna più forte di noi. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura. Quante volte mi sono perduto in fondo alla notte, con problemi ed angosci giganti che non vivo mai. Vieni ancora a passarmi la mano in mezzo ai capelli, vieni a dirmi coraggio pulcino, se vuoi ce la fai. Quando ero bambino ero un'isola nelle tue braccia e sapevo dormire tranquillo là dove eri tu. Io ritorno a sentire da te le parole di quando la mia vita era tutto un bel sogno e molto di più. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, riportami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura.
Che bella canzone, Amedeo, che ci hai fatto scoprire stasera. Io vorrei una volta ogni tanto tornare bambino, ma per te io bambino sono sempre e questo lo so. E ogni volta che torno da te non mi serve parlare, tu lo sai di cosa ho bisogno e ti ascolterò. Lady Laura, portami a casa, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura, mi coccoli un po', Lady Laura. Lady Laura, portami a casa, Lady Laura, abbracciami stretto, Lady Laura, ancora una storia, Lady Laura. Una grande interpretazione di una grande canzone che non conoscevo, grazie per avermela fatta Ti giuro, conoscere. me la sento dentro questa canzone. Allora quando... io, visto che è dedicata a una tata, io voglio fare un saluto alla mia tata che si chiama sembra anche Mariuccia, giusto. e sai come la chiamavo io da piccolo? Perché non riuscivo a dire Mariuccia, è un nome complicato. Vabbè, sicuramente, dai, ci credo. E poi già da piccolo ne ero dei più furbi, pensa adesso. La chiamavo Uccia. Ciao Uccia, ciao Uccia, grazie. Come fanno tutti i bambini che beccano l'ultima frase per quelle che sentono di più. E anche grazie e merito suo se sono venuto su così. Ti ha aggiustato un po'. Pubblicità, torniamo subito con i vostri messaggi. Vai Fabrizio. Amedeo, ascolta, Dimmi, ascolta. Mi ha risposto Carmela, però mi ha risposto in napoletano. Potresti leggermi cosa mi ha risposto, per Sei favore? dannata. Ecco, mi ha risposto lì sotto. Aspetta un attimo, fammi vedere bene che io. Mi ha risposto però. E cosa mi ha risposto? Non lo capisco bene. No, Te lo dico come sta scritto, No, cioè, da sì. quello che ho potuto capire. in napoletano. Io piuttosto che esci con te me ne stonga a casa. E quindi Cioè vuol dire che non se- te ne importa proprio, cioè, anziché uscire con te preferisce stare a casa sua. anziché uscire Secondo me non gli è piaciuto. il menù, secondo me abbiamo sbagliato il menù. È andato male. Abbiamo sbagliato il menù. Vabbè, pazienza. Andiamo però. Una cosa salutiamo Vanna e Marco, un bacione ragazzi. Banda e Marco. Esatto, ciao, Vanna e Marco ciao, che ci ciao, siamo ciao. conosciuti qualche giorno fa. Adesso, mio caro Io ho Amedeo, promesso che li avrei salutati e l'ho una fatto. cosa che non sbagliamo mai sono tutti i vostri messaggi che ci fanno davvero Anche perché felici. Vanna e Marco lo fanno spesso il messaggio. Esatto. Ho avuto modo il piacere di conoscere, ringraziarli da vicino. Eccoci, voglia di andare avanti, il suo popolo nonostante tutto non si scoraggia e vive credendo in un futuro migliore, e Amedeo la rappresenta benissimo. Ciao, vi aspettiamo ai concerti, Cristian, i gospel, Bim, Pio Sasco. Ciao Cristian, grazie, andiamo avanti, grazie, guarda che bella foto della tua città. Ma va? Complimenti Enrico, hai cantato come al solito delle bellissime canzoni. Un saluto affettuoso e a te, a Valentina, Luciana, perché ieri Lo sera ci sono anche messaggi di ieri sera perché non siamo riusciti a leggerli tutti, quindi cercheremo di accontentarvi stasera. Allora, ciao Enrico, potresti farmi il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro? Certo. Ciao Amedeo, sei un grande, un abbraccio. Stefano, Gabriele, Emilia, arriva la prossima. Grazie! Una richiesta che canterò la prossima settimana e devo rispolverarla un po'. Ciao Enrico, ciao Valentina, sempre in vostra allegria dalla Family Fava. Salutiamo i Fava, grazie che ieri sera hanno scritto anche questo messaggio. Ciao Vale, quando ci siamo incontrati stamattina la mia amica ha detto che sei bellissima, hai un viso che sembra di porcellana. Wow, girerò questo messaggio a Valentina, la nostra ok? Vale. Anche perché questo è lunghissimo. Attenzione. Ciao Enrico, bellissima interpretazione di Piccolo e Fragile, è uno dei tanti brani di musica leggera che apprezzo molto. E che dire di Mal? Grazie anche a Valentina e a tutta Casa Peiretti per quest'ora lieta quotidiana. Ciao da Roby75, un sogno nel cassetto, vivere in salute a più lungo possibile, riuscendo ad andare in pensione e godermela un po'. Non un sogno ma una promessa, se riesco ad andarci la prima ora, dedicarla a rompere le scatole ai cantieri in quella mitica posizione curva in avanti con le mani dietro, con la schiena e il cappello in testa. Ciao! Vuoi fare il vecchietto da cantieri? Ma no! Però è forte, li vedi davvero, sono lì che guardano. Basta TG, guardiamo a Casa Peretti, sicuramente passiamo un'ora in ottima compagnia con canzoni che ci fanno stare bene. Patti 60, grazie. Ciao Patti! Grazie Patti! Enrico per me ha detto bene. La Vale vincerà una buona cifra all'otto o al Te vinci, mi darebbe la tranquillità di una vita migliore. Vorrebbe vincere una... E chi non vorrebbe vincere, scusa, lo so. Vedi te. Con Valentina puoi cantare? No, questa no ragazzi, perché in straniero non cantiamo. Andiamo avanti.
Ok, comunque. Ciao di Sergio Caputo, mi piacerebbe sentire Sabato Italiano. Guarda, la facciamo domani sera che c'è qua Luciano Bianchini. Anche se venerdì va bene lo stesso. Facciamo, sì, perché è più vicino al sabato, quindi ciao, buon fine settimana, buon weekend da Gemetto Mariuccia. Ciao Gemetto Mariuccia, ciao. Grazie. Fantastici come sempre, grazie Dani, Grazie Dani. Troppo gentile la nostra Dani, troppo gentile. Ciao, guardiamo sempre il vostro programma, anzi, lo facciamo chi più chi meno, insomma siamo quelli che ti fanno la regia, abbiamo sempre 1000 richieste che non esaudite mai, perché siamo troppo moderni per i vostri gusti. E allora ci proviamo stasera, faccio io, cioè almeno Fabrizio prova a chiedere ad Amedeo Neffa con Piccere oppure Nino D'Angelo con Senza giacca e cravatta. Salutiamo tutti e tutte le telespettatrici, Giuliano, i tuoi gatti, altri tecnici di Rete 7, i registi di Casa Piretti. Posto scritto, Paolo invece vorrebbe la canzone del sole. Ragazzi, ma che bello che mandano i messaggi. È giusto, dai. Ma non si è mai visto questo in 5 anni. Grazie, soprattutto per i complimenti. Mannaggia te, dopo facciamo i conti. Cercheremo di accontentarvi, dai. Certo. Ciao Casa Peretti, per iniziare bene la serata. Baci da Alfonsino e Germano. Ciao ragazzuoli, vi vogliamo bene. Provate noi per sapere se Enrico è il vero erede artistico di Paolo Pitta. Ci fai storie di tutti i giorni di Riccardo Fogli, un bacione da Daniele e Luca da Ceva. Allora, se andiamo nel personaggio di Paolo Bitta, di sicuro non avrebbe cantato una canzone di Riccardo Fogli, perché in quella sitcom lo odiava, però io te la faccio molto volentieri, grazie. In prossimità del Santo Natale, se potete fare qualche canzone famosa natalizia, grazie, ma sicuro la settimana prima di Natale ci saranno addirittura dei cori qua che vi faranno entrare nell'atmosfera natalizia, quindi arriveranno. Buonasera Enrico, gentilmente mi faresti ascoltare la canzone 2020, mi piace moltissimo e mi ricorda molte cose dell'epoca, ti ringrazio, una buona serata a tutti voi. Antonella da Venaria, magari la facciamo la prossima settimana, è una canzone che faccio sovente, la potete trovare in tante puntate su YouTube. Ciao, grazie per la piacevole musica, piacevole compagnia e l'ottima musica. Vorrei ascoltare di Lucio Dalla, Anna e Marco, Anna da Bibbiana, va bene, la mettiamo in programma, una canzone che mi piace tantissimo. Anna, come sono tante, Anna per Malò. Chi è che mi chiama quando sono in diretta? Mi verrebbe ciao da rispondere. Casa Peretti, buona serata, bravissimi, che piacere sentire la voce del bravissimo Amedeo. Michela da Torino, grazie Michela, come sempre gentilissima Michela. Sono 5 anni che sono in diretta dalle 20 alle 21, c'è qualcuno che mi chiama a quest'ora. Ciao Enrico, ti saluto con affetto e tanta simpatia. Antonella, Danni Chelino, bravissimo. Fabrizio e anche Enrico. Ciao Fabrizio, ciao Enrico, ciao Antonella, grazie. Ciao. Ciao, un'ora con voi, è favoloso, fa passare la stanchezza. Silvia da Montalciano. E meno male, così uno si rilassa un pochettino mentre brava cena. Silvia, grazie Silvia. Oh, ciao Enrico, stasera al tuo fianco hai un signore della musica italiana, Amedeo. Going. Oh, grazie, questa Grillo, è bellissima, ti ringrazio tanto. Non anche se delude, il going non è che però mi non va ti bene, piace? dai. Ma non ti piace? Ma no, dai. Ormai dai, in giro appena ti vedono fanno così. Grazie amici. Non è che fanno altre cose, fanno così. Grazie bellissimi. amici. Impressioni di settembre, bravi. Giovanni d'Alessandria, grazie Giovanni. Ma c'è solo altre cose, ma Going è simpatico. Caro amico Amedeo, non polemizzare sul calcio e nuove leve. Il resto sì, loro miti e gavetta, i miti restano loro, non arriveranno mai. La musica resta, i tempi cambiano. Sua Maestà Enrico, spiegalo. Poi autotune, avete ragione voi, meglio dal vivo. Cioè, sono buono, ti hai ragione, dai. Posso dire una cosa, Ciro, a tutti voi. Sono contento quest'anno che Sanremo hanno tolto definitivamente l'autotune. Secondo me, togliendo l'autotune hanno escluso almeno la metà dei cantanti del giorno d'oggi. Non ci vanno più perché dicono non so cantare, come faccio da Sanremo se non so ti dirò cantare? di più, se ci siamo non ci andiamo, se non è che ci siamo, no, noi non ci andiamo a Sanremo. No, per carità. Ciao Enrico, quando poi mi fai sentire un senso di Vasco Rossi, sì, è una delle canzoni più belle a mio avviso del grande Vasco. Grazie mille, un saluto speciale a te e a tutto lo staff da Ivo e Palmi. Domani sera te la faccio cantare dal signor Luciano Bianchini, che lui con Vasco c'è bazzica. Ciao Enrico, dici il nome di questa ragazza fortunata che ti sei innamorato e ti fa pena. Cammela! Ma, ragazzi, è tutto uno scherzo, è tutto uno scherzo per giocare un po' sul piemontese che sono io. Ma se volete sentire una canzone di Cammela ve la facciamo sentire. Ma finite parlare stasera, è il napoletano che lui. Leggi il messaggio, leggi. Ciao Casa Peretti, grazie perché ogni sera durante cena ci tieni compagnia con la tua allegria e la tua voce. Volevamo dedicare una canzone al nostro papà che è un tuo grande fan, a tua scelta, Viviana e Martina da Cavour. Wow, ciao Viviana, ciao Martina da Cavour. Domani sera rimando in onda questo messaggio con tanto di dedica per il papà. Duo da Favola per una serata stellare. Bravi Lilli da Rora. Grazie ciao Lilli da Rora, grazie Lilli. Sono le 20:51. Ciao Enrico, sono Giulia.
Eravamo in attesa con mia mamma e mio papà, grazie per aver cantato la loro canzone di quando si sono conosciuti. Volevo chiederti Filo Rosso di Alfa, grazie. Non la so, ma per te, mia cara Giulia, la imparerò. Va bene? Grazie Giulia. Buona serata e complimenti a mamma e papà perché si sono conosciuti con gli 823, quindi mi piace questa cosa. Ciao Enrico, se puoi farmi sentire La cura del grande Battiato, buona serata Damiano da Torino, una canzone che abbiamo fatto di recente, ma la metto in programma di nuovo per le prossime, Questa è anche molto le bella, prossime settimane. Legga. Ciao Casa e Peretti, sempre canzoni stupende e due cantanti numero uno. Un saluto da Fabrizio da Quarone. Grazie Fabrizio, troppo buono, grazie. Ciao Fabrizio, ciao. Bellissima canzone, io che amo solo te, tu bravissimo Francesca Lorenzo. Ti voglio bene. Ci va il bacio qua. Ci va il bacio. Invece Franco di Torino ci scrive: le canzoni molto belle, siete mitici, trasmettete emozioni. Sono stupefatto dalla vostra allegria. Grazie Franco. Grazie Franco. È quello che vogliamo fare in quest'ora, Ciao amici, sempre bravissimi, portate tanta allegria nelle nostre case. Un saluto particolare a Medeo, ci ha fatto molto piacere conoscerti. Oltre ad essere molto bravo, sei anche molto simpatico. Complimenti a tutti, un abbraccio da Wanda e Marco di Barge. Un bacio ragazzi, buona serata, grazie. Ciao da Mario e Luisella da Caselle, ti seguiamo sempre. Ciao Caselle, e ciao continuate Mario. Così, alla grande. Ciao Luisella, Casa Peretti, siete forti, grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Grazie. Ma quanti siete stasera? Ciao amici Casa Peretti, ciao Medeo Enrico. Vorrei chiederti se era possibile sentire Amico di Nato Zero oppure il carrozzone. Sì, Amico l'abbiamo già fatta di recente, ma il carrozzone potrebbe arrivare domani sera oppure lunedì. Va bene? Ciao Enrico, salutiamo tutta Collegno. Bella, il carrozzone è poi un brano che mi piace molto. Ciao ragazzi da Milena, ciao Grazie Milena, ciao. Buona serata e buon divertimento. E poi. Ciao, sono Anna Chiara, grazie per la canzone. Volevo chiederti Si più forte me di Tony Colombo. Vediamo se si può fare senza nessun problema. È bella, se vuoi te la traduco, è bella. Sì. Sei più forte di me, Tony Colombo. Hai capito? Se fossi Carmela preferirei il Nuber sfilatino con Cicce Fiarielli. Stasera, che belle canzoni, grazie Patti. Vengo a mangiare da te Patti perché Carmela mi ha dato buca. Quindi tu, dopo la puntata tutti a mangiare da Patti. Anche io confessai alla mia ex tata che avrei voluto tornare bambino. Mi vide nudo e disse che non ero cambiato molto. Vabbè. Ognuno ha le sue sfortune. So cose naturali, mio caro Livio, può succedere. Sì, possiamo farla, dai. Vi potete cantare Agnese del grande Graziani. C'è chi più e chi meno. Esatto. Fammi finire la battuta che stavo per fare, Amedeo. Amedeo stasera è indisciplinato, mi parla sopra. No. Mi potete cantare Agnese dei grandi Ma Graziani? sì, la certo. possiamo cantare. Certo, ciao Maurizio Agnese da Milano, ciao ragazzi. Anche perché la dedicherà alla moglie. Ciao ragazzi, siete bravissimi, un saluto da Nicola. Ciao Nicola. Nico, grazie. Ciao Nicola, grazie. Buonasera, mi chiamo Vincenzo, sono abruzzese di San Vito Chietino, la costa dei Trabocchi. Vi chiedo se mi potete far sentire la canzone Gente di Mare, grazie mille, buona serata Vincenzo e famiglia. Ciao Vincenzo, complimenti innanzitutto per l'educazione di questo messaggio, mi piace molto, grazie. Forse è la prima volta che scrivi, benvenuto in Casa Peretti. Ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal vivo, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 e se riesco domani sera inizio la puntata proprio con questo brano. Ciao a tutti, Celentano cantava l'emozione a una voce, secondo me l'emozione alla voce di Casa Peretti. Wow, ragazzi, che messaggi, Grazie. Ma poi sembra che scriviamo noi, invece no, è tutta roba vera. Buonasera, siamo arrivati adesso, mi sono perso 3/4 di Casa Peretti, vorrà dire che mi attende il canale 83 alle 21:30. Ciao Enrico, ciao Medeo, Tino e Betta, ciao. Ciao ragazzi, buona serata, grazie. Perché, come hanno scritto Tino e Betta, c'è la replica al canale 83 alle 21:30, quindi se vi non siete si perde persi niente. Se vi siete persi qualcosa potete rivedere la puntata sul Piemonte Più. Grazie Tino, ciao Betta. Ipu Pier, grazie Gino da Monte Carlo, va bene, la mettiamo in programma. Prima o poi farò tutta la settimana Pu, perché me ne state chiedendo 3-4 a sera. Vabbè dai, comunque Pier la facciamo, la mettiamo in programma, va bene, grazie Gino, grazie. E salutiamo tutto il Principato di Monaco. Ok regia, mi sembra che siano finiti i messaggi. O qualcuno che ha scritto in bianco? No, ancora. Buonasera Casa Peretti, dai in ritardo ma presente. No Casa Peretti, no parti dalla Riviera. Ma dalla Riviera, ma chi sei? Femmiti, ci sei però. La Riviera è lunghissima, è proprio, non è almeno specifica. Ciao ragazzi, ma quando si fa un bel viaggio tutti insieme mi piacerebbe sentire io Vagabondo, che sono io. Ciao Edgardo, va bene. Mica tanto, La mettiamo in programma. Sono le 20:56. Allora, come vogliamo chiudere, regia? Io direi di chiudere, visto che abbiamo giocato tanto col napoletano, proprio con un brano
in napoletano, Sì. richiesto ieri, arriva Anima e Core, così dietro di noi arriva l'immagine stupenda di uno dei paesi più belli del mondo, che è Napoli. Beccata loro, vero? Noi per ma bacio suona, non ci riusciamo mai a perché, o che casa non ne vuole, non so sti boccone, pure di chiamo non risponde, per fare rispettare desideri ma fa paura, campo con te, sempre con te, per non morire, che c'è, dici ma fa, parola amara, se ho bene può campare, con un ispiro, si smania pure tu per sta Carmela, tenevi già così a non è cuore, me l'ha frantumato il cuore. Ragazzi, alla voce Amedeo Agrillo, ha interpretato, ha diretto la puntata questa sera Fabrizio in regia, domani sera qui con me la chitarra rossa di Luciano Bianchini, insieme a Luciano Bianchini, ancora tante vostre richieste, tra le tante anche un brano richiesto ieri che era in programma questa sera, poi ci avete invaso di messaggi, quindi grazie. Perché non si vive per sempre, un brano molto bello, quindi domani sera arriverà. Io ringrazio Amedeo Grillo per la simpatia, per la presenza, per la voce, per l'amicizia che ogni giorno mi regala, non solo a me ma io ringrazio a te, ringrazio tutti i nostri ascoltatori e tutto l'affetto che ci dimostrano, tutte le sere, sempre. Grazie ragazzi, se volete rivedere questa puntata 21:30 canale 83 Piemonte più, altrimenti questa notte 4:15 su Rete 7, da domani cercatela su YouTube, continuate coi programmi di Rete 7 e domani qui con me Luciano Bianchini. A tutti quanti una buona serata. Buonasera. Ciao, grazie. Ciao Carmela. C'è Carmela. Ciao Carmela. Saluta Carmela. Ciao Carmela. Vediamo dopo, Che scambato fosse, Carmela. Ah, volevi la bagna cauda? E dillo prima, se vuoi la bagna cauda ti porto la bagna cauda. Ciao Carmela. Piacere, c'è casa per i retti, canta con noi, momenti perfetti, vai con il coro, facciamo casino. Piacere, c'è casa per i retti, dammi la mano, stammi vicino, fammi conoscere la tua città. Manda i tuoi messaggi, foto richieste, saluti a mamma.